Benvenuti anche oggi a questo nuovo appuntamento con Cronache Venete, una goccia nel mare dell'informazione. Eleonora Birale è andata per noi a sentire l'assessore Gian Silvio Contarin sul tema della viabilità sandonatese, in particolare quella del Ponte della Vittoria. Vediamo il servizio. Continuano i problemi di viabilità a San Donà di Piave, precisamente in corrispondenza del Ponte della Vittoria, dove gli intasamenti causati dal traffico proveniente da Musile di Piave sono all'ordine del giorno. È un fenomeno che magari può dare qualche fastidio a chi sta in coda, però non è assolutamente un fenomeno che si perpetua per tutto il giorno o per fasi lunghe della giornata. Un elemento importante per lo sviluppo del piano urbano del traffico sarà la realizzazione di una rotatoria assieme ad altre opere infrastrutturali importanti come il parcheggio Bergamin. Noi abbiamo deciso di inserire la rotatoria in testa al Ponte della Vittoria perché è un elemento importante per lo sviluppo del piano urbano del traffico che abbiamo recentemente approvato. E il centro deve diventare un luogo dove si possa vivere, si possa arrivare per fare acquisti e non per passeggiare con il pericolo che le macchine investano le persone o i ciclisti. L'obiettivo sarà quello di limitare fortemente il passaggio degli autoveicoli davanti al Duomo e l'eliminazione dei box bianchi e rossi presenti attualmente. Quei box che sono messi per segnare la rotatoria provvisoria verranno sostituiti con una rotatoria a tutti gli effetti che diventerà anche il portale d'ingresso a San Donà. Quindi in buona sostanza quel tipo di sistemazione sarà adeguato e comunque il nostro obiettivo è quello di ridurre ulteriormente il numero di macchine che usciranno da San Donà da quella porta di accesso.